con Danilo Russo la presentazione di un ulteriore progetto che fa capo a chi, se non al vecchissimo progetto Albatros, che poi negli anni è cresciuto e non si limita solo e esclusivamente a quello che è l'agonismo, ma anche a tanta solidarietà. Sì, è un po' la nostra missione, lo sport a 360 gradi, una parte agonistica, una parte organizzativa di eventi mondiali e poi il vero obiettivo che è quello dello sport come strumento di recupero e di diffusione culturale. Quindi questa missione racchiude un po' tutte queste caratteristiche e ci impegnerà ovviamente a essere ambasciatori della promozione dello sport paralimpico e anche alla prevenzione degli annegamenti e alla diffusione della cultura dell'acqua. Danilo, c'è anche l'opportunità di finalmente vedere una collaborazione fattiva con tanti comuni che si affacciano sul Golfo dell'Asinara. Porto Torres già capostipite, ma altri si stanno avvicinando in maniera massiccia. Assolutamente sì, sono i comuni che hanno appoggiato le nostre iniziative, vado in ordine alfabetico: il comune di Alghero, il comune di Porto Torres dove è nato l'Albatros, il comune di Sassari e il comune di Sennoli. Poi c'è il Comitato Italiano Paralimpico e poi le 3 federazioni di riferimento che sono la Federazione Italiana Nuoto, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e la Federazione Italiana Disabilità Intellettive e Relazionali, con ovviamente il CIP in cabina di regia. Quindi è un obiettivo importante, un viaggio impegnativo ma che facciamo con molto entusiasmo. Siccome là si parla il francese, bon voyage. Grazie.